Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati con Focus TG. Avrebbero le ore contate i due assassini del trentenne tunisino accoltellato a Vigonza. Sono stati ripresi dalle telecamere e caccia ai killer. Ripresi dalle telecamere mentre fuggivano a piedi dopo il delitto, sarebbero due gli assassini di Ben Amer Marouen, il tunisino di 30 anni accoltellato a morte sabato sera in via Aldo Moro a Vigonza nel quartiere di Busa. Due uomini pare nordafricani, giovani. Le immagini delle telecamere sono piuttosto nitide e potrebbero consentire ai carabinieri del nucleo investigativo di arrivare presto alla loro identificazione. Quasi sicuramente conoscevano la vittima, tunisino irregolare sul territorio. È con loro che si è allontanato sabato sera dopo la lite violenta scoppiata sotto l'androne dei Palazzi, lasciando per pochi minuti due connazionali che erano con lui. Poi l'accoltellamento, almeno due i fendenti, di cui uno mortale alla gamba che ha reciso l'arteria femorale. La versione fornita dai due amici del tunisino combacia con la sequenza di immagini. Ben Amer Marouen ha fatto alcuni passi ferito verso il parchetto. I suoi amici hanno tentato di soccorrerlo, ma il trentenne tunisino è morto poco dopo essere stato trasportato in ospedale. Il pubblico ministero in queste ore dovrebbe affidare l'incarico per l'autopsia. All'appello manca l'arma del delitto che i due uomini potrebbero aver abbandonato lungo il tragitto e dallo zaino della vittima sono spariti soldi e cellulare. Il delitto di Vigonza è il terzo quest'estate nel Padovano. Il 23 luglio in via Dorighetto a Padova l'accoltellamento del ventenne albanese Albert Deda, ucciso da due connazionali dopo una lite per un'ospitalità negata. Litigio finito nel sangue anche a Pernumia lo scorso 28 agosto, dove il marocchino Anura El Guttaia è stato accoltellato alla gola dal coinquilino del Gambia, fuggito e rintracciato poche ore dopo dai carabinieri in un centro di accoglienza per migranti a Battaglia Terme. All'origine del delitto di Vigonza forse un regolamento di conti, non si esclude nemmeno l'ipotesi della droga. E continuano ad essere protagonisti di fatti di cronaca uomini che arrivano da altri paesi, in gran parte richiedenti asilo, migranti, e c'è un altro fatto di cui vi abbiamo parlato ieri, è successo nel Pordenonese, una paura in strada, c'è stata una maxi rissa tra indiani con spade, bastoni e colpi di pistole legata alla gestione del tempio. C'è un vasto campionario di episodi dove appunto stranieri sono sempre al centro poi delle inchieste della magistratura e dei provvedimenti degli arresti delle forze dell'ordine. Intanto andiamo a Ponte San Nicolò, siamo nel Padovano, è stato indagato il titolare dell'azienda di macellazione polli di Ponte San Nicolò, dove 10 giorni fa è avvenuto un infortunio mortale sul lavoro. Domani l'autopsia sul corpo dell'operaio 56enne rimasto schiacciato. Ci collegheremo più tardi con Federico Fusetti all'Electrolux di Susegana, perché un tecnico di laboratorio è rimasto gravemente ferito ad una gamba dopo essere caduto su una lamiera. È indagato per omicidio colposo il titolare della ditta Scarso di Ponte San Nicolò, l'azienda di macellazione polli dove lo scorso 9 settembre è avvenuto l'infortunio mortale sul lavoro costato la vita a Stefano Moletta, 56enne di Tombolo, schiacciato da un carrello elevatore. Il pubblico ministero ha aperto un'inchiesta. L'incidente è avvenuto la notte tra l'8 e il 9 settembre, verso mezzanotte, ma il corpo dell'operaio è stato scoperto alcune ore dopo, all'alba di sabato 9 settembre, dai dipendenti dell'azienda che avevano iniziato il turno. Domani verrà effettuata l'autopsia sul corpo del 57enne per capire se la morte sia avvenuta per asfissia. L'operaio, secondo quanto ricostruito dallo Spisal, stava manovrando il muletto, poi sarebbe sceso per recuperare della documentazione cartacea e sarebbe stato sorpreso alle spalle dal mezzo che si è mosso schiacciandolo contro la struttura di acciaio di una vetrata. L'azienda vuole appurare come mai l'uomo fosse solo all'interno. Nessuno infatti ha dato l'allarme e se non fosse stato solo forse si sarebbe potuto salvare. Tutte ipotesi che dovrebbero essere chiarite dall'autopsia. Stefano Moletta di professione faceva l'autotrasportatore, ma attraverso un'agenzia interinale aveva trovato questo lavoro a chiamata. Tra gli accertamenti al vaglio dello Spisal anche il funzionamento del muletto. Bisogna capire infatti se l'operaio abbia inserito il blocco del mezzo o se si sia mosso a causa di un guasto. Un'altra notizia dalla prima pagina del Gazzettino: escono per cena, derubati in casa per l'8ª volta. Vediamo la prima pagina del Gazzettino. I ladri ci hanno devastato la casa, è sempre razzia nelle
abitazioni dei veneti, bande di predoni, anche qui spesso provenienti dall'est. Dovremmo essere pronti adesso con Valentina Visentin da Cadoneghe, dove stasera ci sarà la protesta delle auto lumaca, però prima con la regia ci sono Renato Cappoi e Italo Moravo in regia. Vediamo ancora i ladri che cercando di svaligiare una casa durante la giostra della Rocca sono stati sorpresi e arrestati dai carabinieri a Monselice. Un paese in festa per la tradizione medievale della giostra della Rocca. Approfittando delle case vuote, 2 topi d'appartamento hanno cercato di svaligiare un'abitazione a Monselice. Mentre i residenti stavano partecipando all'evento, i 2 ladri sono entrati in azione. Pensavano di agire indisturbati, invece da un'abitazione vicina è partita la segnalazione ai carabinieri, che sono intervenuti subito, sorprendendo con le mani nel sacco i 2 malviventi che stavano scassinando la porta per entrare all'interno della casa. I 2 ladri, alla vista dei carabinieri, hanno tentato la fuga, abbandonando torcia, pinze e arnesi da scasso. Immediatamente raggiunti e fermati, sono stati arrestati e portati in caserma. Si tratta di un vicentino di 28 anni e di un 30enne della Guinea, entrambi con precedenti. Andiamo da Valentina Visentini in diretta da Cadoneghe, perché questa sera ci sarà la manifestazione delle auto lumaca, una protesta dei multati dagli autovelox. A te la linea, Valentina. Sì, buongiorno direttore, proprio sotto uno dei velox incriminati ci troviamo in questo momento insieme ad Ambra. Tra le altre cose lei ha ricevuto ben 5 multe, le porta sempre con sé per farcele anche vedere ancora una volta, perché appunto non cala l'attenzione su quella che è la vicenda dell'estate padovana, il velox ai 50 all'ora che ha fatto tantissime vittime, migliaia di multati. Questa sera una protesta un po' più visiva, proprio per far rendere conto alla gente di che cosa vuol dire andare a 50 all'ora in questo tratto di strada. Cosa farete, Ambra? Questa sera simbolicamente faremo un sit car, ossia percorreremo la strada del Santo, la famosa 307, sotto i 50 all'ora. Intanto per far vedere cosa significa andare ai 50 all'ora in una strada simile in un orario di punta, e poi perché adesso è semplice andarci perché i velox sono segnalati, mentre prima molti cittadini sono caduti in un trappolone perché non erano segnalati, quindi ora è molto più facile. Non c'è nessun intento di creare disagio alla viabilità, come ci ha spiegato benissimo Ambra, ma proprio di far vedere quella che è di fatto l'andatura imposta dal velox che vedete alle nostre spalle. Esatto, e se volete unirvi a noi, se volete sventolare le multe dal finestrino, dalle 18 alle 19 avanti e indietro su questa statale. Ecco, sentito direttore, questa insomma la mobilitazione, l'incontro che vogliono fare i multati nell'attesa di avere risposte dal sindaco. È previsto in questi giorni anche un incontro, a quanto pare in prefettura, con i consiglieri di minoranza che hanno chiesto appunto di vedere ancora una volta il prefetto per capire se ci sono margini di possibilità dell'annullamento in autotutela delle migliaia di multe che, tra le altre cose, hanno cominciato a riarrivare, perché dopo una pausa in cui c'era un sovraffollamento di notifiche, proprio nei giorni scorsi hanno ricominciato ad arrivare tutte le multe che riguardano il periodo dai primi giorni di luglio fino a quel famoso 8 di agosto, quando il velox è stato vandalizzato e messo fuori uso. Da Cadoneghe è tutto, restituisco la linea allo studio. Valentina, volevo sentire ancora dalla tua ospite se non temono che questa protesta di rallentamento del traffico, no, con le auto lumache ovviamente creerà dei disagi, se non temono poi reazioni dei non multati, cioè di coloro che probabilmente tornando a casa si troveranno di fronte a questa colonna di auto. Diceva, temete, il direttore diceva, temete, è un po' una reazione di chi non è stato multato dalla colonna, dalla macchina, insomma dal vostro passaggio. Allora, secondo i 2 autovelox questa strada va percorsa ai 50 e noi questo faremo, quindi più di così
Anzi, li mettete in guardia. Esatto, gli diciamo state attenti perché questa strada deve essere fatta ai 50, sotto i 50, non come abbiamo fatto noi un mese e mezzo fa, 2 mesi fa. Rispettando, lo ribadiamo, esatto, quello che impone il Velox. Esatto, è questo che impongono i 2 Velox e questo noi facciamo. Ecco, questa è la risposta che ha dato Ambra, che spiega molto bene anche l'intento, cioè, di questa mobilitazione che ci sarà questa sera. Grazie molte Valentina Visentina, la sua ospite. Certo, tante auto, sia pure a 50, probabilmente qualche intralcio lo creeranno, ma insomma è normale quando ci sono manifestazioni di protesta. Adesso andiamo a Verona, vediamo un video dell'Arena di Verona, il quotidiano più antico d'Italia, l'Arena di Verona. È un video che riguarda l'arresto di un uomo che stava molestando e minacciando soprattutto la moglie, un albanese che si era barricato nel suo appartamento in via Galvani al numero 10. Vedete le immagini, i vigili del fuoco e la polizia sul tetto di questo edificio, perché dal tetto poi si sono calati nell'appartamento di questo albanese, di cui non si conoscono le generalità, che urlava, era in preda veramente a un raptus di follia. Pare che fosse sotto l'effetto di qualche sostanza, perché c'erano urla disperate da parte della moglie che l'uomo minacciava con un coltello, e i vicini di casa, sentendo queste urla, hanno subito avvertito le forze dell'ordine, che sono arrivate sul posto, e a un certo punto gli agenti si sono calati nell'appartamento. Un agente in particolare è riuscito a trattare con l'uomo, che evidentemente a un certo punto si è calmato, e sono riusciti a convincerlo a desistere. Probabilmente sarà stato anche placcato, ci potrebbe essere stata anche una colluttazione, non si sanno per ora i particolari, ma insomma un altro caso di cui ovviamente ha parlato l'Arena di Verona, che è il principale quotidiano d'Italia dal punto di vista dell'età, perché è stato fondato più di 145 anni fa. Allora, vediamo una notizia che è davvero impressionante, non so se l'abbiamo già. Il pitone albino è stato a un certo punto visto in una abitazione, un pitone albino. Immaginatevi lo spavento di chi si è trovato davanti a questo. Pare che poi tra l'altro fosse un boa constrictor. Non so se l'avete trovato, Renato, l'avete trovato il servizio? Ecco, vediamo il servizio della nostra redazione di Padova. Paura e stupore quando davanti agli occhi di alcuni residenti di un condominio di Via Gentile a Gazzo Padovano si è parato davanti un grosso serpente di colore giallo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che poi hanno consegnato l'animale al nucleo carabinieri forestali di Cittadella, che hanno identificato il serpente come un esemplare di pitone reale albino. L'esemplare è stato temporaneamente affidato ad una clinica veterinaria per una verifica del suo stato di salute, e a breve verrà affidato in custodia alla struttura Butterfly Ark di Montegrotto, idonea e autorizzata ad ospitare animali esotici. I carabinieri stanno accertando ora la provenienza del pitone, cercando di rintracciare l'autore dell'abbandono del rettile, visto che al momento non risultano segnalazioni di smarrimento. Allora, andiamo avanti sempre da Padova con la sicurezza stradale. Al via anche qui la campagna europea per cercare di evitare per una settimana incidenti e vittime sulle strade. Siamo arrivati a questo, si tenta di evitare per una settimana, quando dovremmo fare tutti la massima attenzione. Occhio che sono state varate le nuove misure molto più severe delle precedenti del codice della strada. Occhio soprattutto nell'uso dei cellulari, sono previste multe fino a oltre 1.500 euro, sequestro della patente. Bisogna fare molta attenzione, ne parleremo stasera a Focus. Intanto vediamo il servizio da Padova.
Nei primi mesi del 2023, da gennaio ad agosto, sono state 206 le patenti ritirate, in aumento rispetto al 2022, aumentate anche le sanzioni per guida sotto l'effetto di alcol. Dati allarmanti che incidono anche sul numero di incidenti sulle strade della nostra provincia e della nostra regione. Per questo è stata lanciata anche a Padova la campagna di sicurezza stradale Safety Days, promossa da Road Pole European. Le persone comuni salvano milioni di vite ogni giorno semplicemente comportandosi in modo responsabile sulla strada. Si tratta di una settimana di controlli e iniziative di sensibilizzazione per stimolare comportamenti di guida prudenti e responsabili. L'obiettivo sarebbe quello 0 morti sulle strade in tutta Europa per almeno un giorno in questa settimana dedicata a questa attività di sensibilizzazione. Il questore di Padova, Antonio Sbordone, ricorda quali sono le principali cause di incidente stradale. La distrazione alla guida dovuto all'uso degli smartphone, la velocità e anche l'uso di alcol o stupefacenti. Ecco, su questo noi dobbiamo agire su 2 binari, intensificando i controlli e quindi sanzionando. Ma l'aspetto sanzionatorio e dei controlli non basta, occorre appunto impegnarsi di più attraverso campagne di sensibilizzazione per arrivare al maggior numero di persone possibile con un messaggio chiaro. La polizia ha chiesto aiuto ai commercianti per fare informazione e naturalmente continuerà ad entrare anche nelle scuole per parlare con bambini e ragazzi. Pensiamo che sia utilissimo attraverso i nostri negozi fare informazione e quindi adesso in tutta la provincia troveremo dei volantini ma soprattutto anche delle possibilità di dialogo con i nostri clienti per comunicare quanto è pericoloso quando ci si mette in strada e non si ha la lucidità del mezzo che si guida e soprattutto quando si ha la famiglia, bambini a bordo. Sembrava un incidente stradale, ma vediamo il titolo della Nuova Venezia, non lo era, era un omicidio ed è stato arrestato il conducente della vettura in cui è morto il camionista di Eraclea. Ricorderete questa vicenda, ovviamente ne parleremo ancora nelle edizioni serali del telegiornale. Andiamo sempre sul versante del traffico, al caos creato a Bassano del Grappa dai lavori sul Ponte della Vittoria. Ci racconta tutto Sharon Di Carlo. Sì, buongiorno a tutti i telespettatori. Non c'è pace per il Ponte della Vittoria qui a Bassano del Grappa. Lo ricordo ai telespettatori, il ponte è stato, come vedete, riaperto in maniera parziale al traffico, però è stata firmata un'ordinanza che vieta il passaggio a ciclisti e pedoni. Lo vedete, c'è la segnaletica, c'è anche la polizia locale, ma comunque il passaggio non si ferma. Io sono in compagnia dell'assessore alla sicurezza di Bassano, Claudio Mazzocco. Buongiorno. Buongiorno a voi. Abbiamo appena assistito a una multa, in diretta proprio, la multa di un ciclista. Come mai continuano a passare le persone? Nonostante i divieti, nonostante le segnalazioni, nonostante i mezzi di informazione lo dicono chiaramente che solo le auto e i veicoli motori possono transitare sul ponte, i ciclisti ci provano. Se non c'è la polizia locale a fermarli, ci provano tutto il giorno. E la polizia locale le diceva che non può stare qua tutto il giorno perché deve essere impegnata anche in altre zone della città. Sì, ci sono le scuole, ci sono interventi su incidenti, c'è il controllo della città, per cui noi dedichiamo un paio d'ore al giorno alternativamente a destra e a sinistra del ponte al controllo del ponte stesso. E come si può fare? Come si può fare? Vediamo se le sanzioni sono un deterrente contro chi, pur sapendo, perché riteniamo che quasi tutti ormai lo devono sapere, continuano a voler entrare nel ponte sia da destra che da sinistra e, come abbiamo visto oggi, anche in contromano. Quante sanzioni sono state fatte fino adesso dalla polizia locale? Finora abbiamo ottenuto una decina di sanzioni, abbiamo cercato di essere tolleranti, avvisare, ammonire le prime volte, ma abbiamo capito che se non diamo le sanzioni la gente continuerà a fare quello. Adesso guardiamo in questo momento, la polizia locale ha appena fermato un ciclista, quindi sono tantissime le persone che comunque arrivano al varco e ovviamente se non c'è la polizia locale in tanti oltrepassano comunque. Arrivano al varco e se ne vanno scocciati, mentre dovrebbero rispettare perché ne va della loro stessa incolumità.
C'è una foto che circola sui social, una foto che ritrarrebbe un gruppo di persone che passano per il cantiere. Lei mi ha raccontato prima che il cantiere è stato vandalizzato diverse volte. Sì, ho parlato oggi con il responsabile, il cantiere per 4 volte è stato vandalizzato, attendiamo le denunce per poter verificare con le telecamere da chi è stato vandalizzato. È chiaro che una volta vandalizzato si aprono dei varchi e la gente li utilizza per passare da destra a sinistra. Ma cosa fanno? Rompono i lucchetti? Aprono le transenne, proprio aprono le transenne e rompono i lucchetti, perché sono stati posti dei lucchetti, li spostano dove è possibile spostare cercando di entrare. Che poi è pericolosissimo perché appunto ci sono proprio i lavori in corso, ci sono delle buche, ci sono gli attrezzi esposti, veramente. Però diceva una situazione che non dipende dal comune questa. No, noi abbiamo in custodia, diciamo così, solo la viabilità sulla corsia che è stata aperta. Il resto del quartiere compete a chi sta operando sul quartiere. D'altronde abbiamo un po' le mani legati, perché quello è un luogo in questo momento privato dove opera un'azienda che sta facendo e sta ridando vita al ponte. Assessore, io le faccio una domanda. Abbiamo visto tante situazioni comunque di pericolo. È possibile che il ponte chiuda ancora una volta? Io non me lo auguro, però se continuo a passare e a mettere in pericolo se stessi e gli altri potrebbe anche essere preso in considerazione. Io spero di no e penso di no, però a mali estremi, estremi rimedi. Vuole fare un appello allora a tutti i cittadini? Cari cittadini di Bassano, lo sapete che il ponte è percorribile solo in un senso di marcia. Non approfittate dell'assenza della polizia locale o di chi controlla per effettuare delle manovre che sono a vostro pericolo soprattutto. Altrimenti si chiude. Questo non lo posso dire, però altrimenti si pensa a come poter fare. È una possibilità. Grazie all'assessore Claudio Mazzocco, grazie mille. Grazie da Bassano è tutto, vi restituiamo la linea. Grazie molte a Sharon Di Carlo. Siamo a Bassano perché a proposito di chiusure c'è stata quella a sorpresa del Tempio Ossario e sono arrivati dei pellegrini in pellegrinaggio da Padova a molte persone che non hanno potuto accedervi. Vediamo il servizio di Ferdinando Garavelli. Una gita a Bassano, un omaggio a quei 31 giovani impiccati nel Viale dei Martiri che fra pochi giorni saranno ricordati dalle istituzioni. Poi una passeggiata in centro per andare a rendere un saluto alle migliaia di soldati che riposano nel Tempio Ossario, che però è chiuso di domenica. E così, tanti saluti. Questo è il triste riassunto di una giornata di festa per un gruppo dell'associazione Reduce ex combattenti e mutilati di Abano Terme che sono arrivati a Bassano del Grappa per una gita di piacere, di cultura e naturalmente di memoria. E così, dopo una preghiera sotto i lecci che recano i nomi degli impiccati dell'eccidio del 1944, è iniziata la seconda parte della mattinata per il gruppo padovano. Ecco il racconto di quanto è accaduto. Una cosa o l'altra avevamo già col cuore proprio a pezzi, diciamo, no? In più era anche caldino e in più anche persone. Io ero uno tra i più giovani, ho quasi 75 anni, e quindi si può immaginare, c'era anche la gente in carrozzina. E dopo siamo arrivati finalmente a sto Ossario, c'era anche altra gente là di altre comitive che erano andate appunto a vedere, e ho trovato il cartello con scritto chiuso, domenica chiuso. Quando sul sito, ci eravamo informati sul sito, una cosa o l'altra dava degli orari ben precisi di apertura la mattina e al pomeriggio, e sapevamo già dall'anno scorso che c'erano alcune associazioni tipo ex combattenti o reduci o altro che si occupavano appunto di tenere aperto la domenica. Il Tempio Ossario era chiuso come ogni domenica da qualche tempo e se chi bazzica a Bassano ogni giorno lo sa, chi viene da lontano rischia di trovare una brutta sorpresa. Ma basta guardare le informazioni sui siti di riferimento, direte voi. Ecco quindi i siti di riferimento. Quello del Ministero della Difesa dice genericamente che nei giorni di sabato e domenica, nonché nei festivi, l'apertura è a cura dei volontari delle associazioni. Quindi non si parla di chiusure. Il sito del comune si spinge addirittura a dire che nei weekend le aperture continueranno a essere garantite dalla preziosa collaborazione delle associazioni combattentistiche ed Arma con i seguenti orari 10-12, 15-18. Peccato che si tratti di una comunicazione che risale addirittura alla precedente amministrazione e che le cose oggi siano decisamente diverse.
Ai padovani non è rimasto che fare una foto di gruppo davanti al tempio chiuso, segnandosi i veri orari di apertura per un'altra volta. L'importante è che la prossima gita non si svolga di domenica. Si vede che la memoria è solo feriale. Sono acque agitate quelle all'interno della Lega dopo Pontida, in particolare per la presenza non sul palco ma sul pratone dei dissidenti Roberto Marcato, Federico Caner, Giampaolo Bottacin, 3 assessori della giunta Zaia che hanno manifestato così il loro dissenso nei confronti della linea salviniana. Si parla addirittura di possibili provvedimenti da parte di Alberto Stefani, segretario regionale della Lega, nei confronti di Federico Caner per le dichiarazioni rese anche attraverso le nostre reti. Potrebbero essergli ritirate le deleghe, diceva questa mattina il Corriere del Veneto. Ma sul dopo Pontida è intervenuto a Bassano del Grappa il vicepresidente del Consiglio regionale Nicola Finco. Sono sempre dell'idea che i pani sporchi si lavano in casa e non sono i media. Il raduno di Pontida rappresenta da sempre un momento molto importante per la Lega, un'occasione fondamentale per tirare le somme e magari guardarsi in faccia fra militanti, eletti ed esponenti di ogni genere per fare il punto della situazione. Qualche giorno fa sul prato di Pontida sono rimasti, nonostante la chiamata sul palco del governatore Luca Zaia, ben 3 assessori regionali. E nei giorni precedenti il termometro politico del partito in Veneto segnava qualcosa di più di una febbriciatola stagionale. Ma Nicola Finco, vicepresidente del Consiglio Veneto, richiama tutti a una maggiore responsabilità e a fare più attenzione e a lavare appunto i panni sporchi in casa. Oggi un militante ha il dovere di rispettare anche quella che è la linea di un segretario, no? Il segretario viene eletto dai militanti, detta la linea e finché c'è quel segretario la linea va rispettata. Poi vediamo che oggi sono tutti liberi pensatori e tutti hanno la strategia migliore per risolvere i problemi. Sta di fatto che oggi è un partito che è cresciuto sostanzialmente su tutto il territorio nazionale. Il Veneto comunque negli ultimi anni ha portato a casa moltissimi amministratori, quindi penso che qualcuno prima di lavarsi la bocca dovrebbe portare rispetto per quel partito che gli ha dato tanto, l'ha fatto crescere, ma soprattutto gli ha dato anche l'opportunità di governare un ente locale. Gli impegni elettorali incombono, c'è un vicino di casa, anzi un coinquilino di governo, come Fratelli d'Italia che sgomita per avere spazi, sindaci e magari qualcosa di più. Fra pochi mesi ci sarà la grande campagna per le elezioni amministrative, solamente in provincia di Vicenza abbiamo quasi 80 comuni che andranno al voto, abbiamo la campagna elettorale per le europee alle porte e sicuramente siamo in concorrenza, no, con un partito che è un alleato di governo, ma noi ovviamente abbiamo una linea diversa in quanto noi siamo per un paese con un stampo, con una struttura di tipo federalista, loro sono nazionalisti e centralisti romanocentrici, noi siamo altra cosa, quindi sicuramente noi faremo la nostra campagna che sarà basata soprattutto sulla qualità degli amministratori a livello locale, sulla buona amministrazione, ma soprattutto a livello europeo, su fare fronte comune con gli altri partiti a livello comunitario che contrastano questa impostazione di Europa, un'Europa sempre più legata ai sistemi fiscali e sempre più lontana dalla gente e dal mondo delle imprese. E questo era Nicola Finco. Andiamo subito a Venezia in diretta perché il presidente Luca Zaia sta rispondendo alle domande dei giornalisti. Sentiamo. L'anno scorso con tutti gli annessi connessi delle ricadute sui territori. Noi abbiamo oltrepassato le 9.000 persone ospitate, ma l'inquietudine è data dal fatto che comunque da un lato la misura è colma, dall'altro il dato ufficiale ci dice che solo l'8,3%, fate il 10% a fare i conti bene, così Crozza deve fare bene anche lui, e di 200.000 avranno lo status di rifugiato, vuol dire 200.000 per 10 fa 20.000 persone. Gli altri 180.000, 20-30.000 avranno altri livelli di protezione, ma almeno 150.000 dei 200.000 sono migranti economici che non hanno titolo di richiedere nessuna forma di protezione in Italia. Vuol dire che sono venuti qua ma non hanno titolo di restare qui. Migranti economici, definiamoli così. Non sono scappati dalla morte e dalla fame. Allora, il primo tema è che se noi vogliamo dare aiuto a chi scappa dalla morte e dalla fame, dobbiamo avere spazio per dare questo aiuto. Oggi purtroppo stiamo matchando 10% di bisognosi con il 90% che non sono così bisognosi. Quindi rischiamo di rubare letti e ospitalità a chi veramente ha diritto di questo. Io penso che questo sia un tema sul quale l'Europa e la comunità internazionale si debba interrogare.
Secondo aspetto, la dignità dell'ospitalità. Non è che possiamo pensare di riempire in continuazione centri di accoglienza, case, quello che è, e dire più ce ne stanno meglio è perché ne abbiamo tanti, perché l'accoglienza che noi abbiamo in mente non è questa, non è dignitosa e purtroppo rischia di diventare anche il substrato di tutta una serie di magagne che poi socialmente hanno le ricadute che conosciamo. E non sto dicendo che tutti quelli che arrivano qui sono dei criminali o dei delinquenti, sto semplicemente dicendo che se evitiamo di creare substrati di crescita per qualche criminale in erba, che poi ci ritroviamo magari nelle stazioni dei treni o nelle aree vicine alle stazioni delle nostre città, sarebbe auspicabile. Quanto ai rimpatri? Vi dico solo che nel triennio 18-21, 4 anni sono, 18-21, cos'è accaduto? È accaduto che su 107.000 persone con provvedimento di rimpatrio abbiamo avuto poco meno di 20.000 persone che sono state rimpatriate. In questi anni non abbiamo mai superato le 4.000 persone rimpatriate all'anno. Quindi 20.000 in un triennio, 4.000, 3.008, 4.000 per farla grande, ma non siamo mai arrivati alle 4.000 negli ultimi anni, cioè 2021, 2022 e anche quest'anno. Quindi il tema dei rimpatri non può pensare di svuotare il mare con un secchio, cioè non ce la farei mai. Quindi vabbè, ci sarà il CPR che dal punto di vista proprio formale è il luogo nel quale chi è in attesa del rimpatrio sta lì, non va in giro per i territori, non scappa, ma stiamo parlando di svuotare il mare con un secchio. Non so se vi è mai capitato di viaggiare in aereo quando c'è un rimpatrio in corso, ci sono 4 o 5 poliziotti che accompagnano una persona, ecco, se ne dobbiamo accompagnare 150.000 all'anno vuol dire che noi sostanzialmente paralizziamo un paese solo per dedicarsi ai rimpatri. Quindi la soluzione è quella di fare in modo di far arrivare qui solo le persone che veramente hanno bisogno, al quale tu non devi e non puoi negare l'aiuto. Il tema dell'Europa, penso che sia lampante che l'Europa è latitante, è imbarazzante l'attività europea. Mi piacerebbe sapere, dopo la visita della von der Leyen, quali saranno le decisioni europee, perché l'Europa percepisce Lampedusa come il confine italiano e non il confine europeo. Allora, non è che l'Europa si tira in ballo per giustificare magari, come si può dire, un momento di crisi a livello nazionale. L'Europa la si tira in ballo perché l'Europa oggi non ha una dimensione politica rispetto a questo tema ed è gravissimo. Cioè in Europa probabilmente si affidano di più al meteo che a risolvere il problema alla base. Cioè non è che possiamo aspettare che arrivi l'autunno, fa freddo e poi ne ripariamo il prossimo anno, perché di questo passo noi siamo già di fatto il ventre molle europeo. Mi rendo conto che lo svedese e il norvegese questa vicenda la vive da distante. Però è pur vero che una politica europea manca su tutto questo. Pensate anche, ad esempio, rispetto al dialogo con i paesi rivieraschi del Mediterraneo, cioè non è che ce li possiamo assorbire noi queste attività. Se c'è un'inquietudine nel breve periodo, ce n'è una nel medio periodo, che è data da una fisionomia della comunità che sta cambiando. Noi già stiamo ospitando e abbiamo garantito un progetto di vita a 500.000 migranti in Veneto, sono circa il 12% della popolazione veneta. Ecco, questi migranti hanno un progetto di vita, di integrazione, sono i nuovi veneti come li definiamo noi, ma se a questi se ne aggiungono molti altri, finisce che noi dovremmo rivedere i nostri servizi sociali, i nostri servizi educativi, i nostri servizi sanitari, perché cambia la morfologia di una comunità. Pensate solo al tema del culto, delle culture, delle identità. Diventiamo sempre più una società multietnica che avrà delle necessità multietniche ma spalmate su 5 milioni di abitanti. Significa che rischiamo di mettere all'angolo la comunità residente che oggi c'è. Qui non stiamo parlando, facendo discorsi razzisti, stiamo parlando di discorsi di programmazione. Se fossimo un'azienda, questo sarebbe oggi il primo problema che l'azienda affronterebbe, quello di capire cosa faremo da qui ai prossimi anni, cambiando il parterre dei nostri clienti se fossimo un'azienda, perché hanno esigenze diverse e chiedono prodotti diversi. Di questo non ne parla nessuno.
ma questi sono costi che poi si riversano sulla comunità. E basta, io ti dico questo, quindi torno all'inizio, noi non abbiamo formalmente avuto, ma neanche informalmente avuto proposte di CPR. Altro? Prego. Allora, questo era il Presidente Zaia, poi ci torneremo in diretta a Venezia, ma adesso andiamo da Federico Fusetti a Susegana, all'Electrolux, perché c'è stato un grave incidente sul lavoro, un tecnico in laboratorio è caduto su una lamiera, si è ferito ad una gamba, torna quindi la discussione, torna l'allarme per gli incidenti sul lavoro, in particolare per le cosiddette morti bianche. A te la linea, Federico. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Dicevi bene, siamo davanti all'Electrolux di Susegana, c'è un contatore che indica quanti giorni sono trascorsi senza incidenti, dice 8, in realtà come ricordavi un incidente c'è stato ieri, però riguarda un tecnico esterno, ecco perché il contatore non si è mosso, è un tecnico di 71 anni che lavora per una ditta esterna, ovviamente non è che sia meno grave quello che è accaduto, una ferita riportata alla gamba ed è una ferita grave tra l'altro. Io sono in compagnia di Agustin Breda e di Monica Michelin, vi faccio subito capire chi sono, nel senso che Agustin Breda è responsabile dell'RSU dell'Electrolux, al quale chiediamo com'è la situazione, salutando anche i suoi colleghi, le sue colleghe che sono qui dietro. Buongiorno anche a voi naturalmente. La situazione sul piano degli infortuni è preoccupante in tutta la regione Veneto, è la seconda regione in Italia per numero di infortuni, la prima è la Lombardia, ma la Lombardia ha il doppio di abitanti e il doppio delle imprese che ci sono in Veneto. Pertanto è una situazione molto critica e quello che è ancora più grave è che in Veneto la prevenzione che si fa attraverso gli SPISAL, cioè gli istituti, gli enti, gli ispettori che sono per lo Stato chiamati a controllare le imprese e a prevenire attraverso questi controlli, è un'istituzione che è in via di smantellamento. Ci sono sempre meno ispettori, tra l'altro stanno spostando da Conegliano a Pieve di Soligo una storica sede dello SPISAL, e ritengo che tutti questi aspetti contribuiscano a diminuire l'attenzione da parte delle imprese sull'infortunistica, perché se sanno che non subiranno controlli, purtroppo una parte non indifferente delle imprese pensa di poter risparmiare su questo aspetto. Inoltre, e come si vede anche in imprese importanti come questa, come l'Electrolux, dove una certa attenzione sia sindacale sia dell'impresa sulla materia degli incidenti, dell'evitare gli incidenti sul lavoro, invece capitano anche per scelte organizzative discutibili che vengono effettuate. Quindi questo è un problema reale e dobbiamo provare a spingere, da un lato perché si facciano investimenti in prevenzione, dall'altro che ci siano tutte le necessarie capacità di controllo da parte degli SPISAL, che gli organici devono essere potenziati e specializzati. Monica Michelini invece ci ha raggiunto e la ringraziamo perché è la mamma di Mattia che aprile 2021 ha perso la vita in un cantiere a Montebelluna colpito dal carico di una gru. Non dimentichiamo la settimana scorsa a San Polo di Piave un enologo che ha perso la vita e il suo collega ferito grave per essere caduti in una botte di vino, quindi insomma è una situazione veramente drammatica. Voi tornerete in aula il 12 ottobre, c'è un processo in corso, che udienza sarà e con che spirito l'affronterete? Allora, parto dall'ultima domanda. Sarà uno spirito combattivo come sempre, saremo in aula, avremo organizzato un sit-in per quella mattina il 12 ottobre, ma faccio un appello che più persone ci raggiungono e più abbiamo bisogno della vicinanza veramente di tante persone. Inizierà il dibattimento, entreremo in aula alle 9 del mattino e confidiamo nella giustizia, speriamo di non venire delusi, anche se entrare in aula per noi come famiglia è sempre un dramma, è sempre un rinnovare. La causa per la morte di mio figlio è ben definita, è stata dichiarata anche da fior di ingegneri. Non riusciamo a capire perché qui in Italia chi ha sbagliato non paghi, o per quanto poco la giustizia abbia queste lungaggini infinite e devastanti per la famiglia. Se la negligenza c'è stata, è giusto che chi ha sbagliato paghi, punto.
Grazie Monica Michelin, grazie Agustin Breda, due facce diverse dello stesso drammatico problema, e quindi insomma noi ci siamo e continueremo a tenervi informati su quello che accade. Direttore, se non hai domande ti restituisco la linea. Grazie molte Federico, grazie a Federico Fusetti, a Bruno Westen Breda, alla mamma di Mattia Battistetti. Torniamo a Venezia, a Cabalbi, dove sta parlando il presidente Zaia. Sentiamo. Sì. Altro? Vi è sufficiente? No, però basta così. Grazie. Facciamo qua. Giampiero, vieni che voglio una foto. Questo era il presidente Zaia, appena finito di parlare, ha parlato di immigrazione, ha parlato anche di Pontida, poi abbiamo la registrazione e saremo in grado di sentire che cosa ha detto. Andiamo avanti con la cronaca, ovviamente, a questo punto, anzi direi, visto che parlavamo di Pontida e abbiamo sentito prima cosa hanno detto altri esponenti politici, vediamo che cosa ha detto ieri sera a Focus Riccardo Barbisan, che è l'assessore al bilancio del comune di Treviso. Sentiamo cosa ha detto. E delle polemiche, sì, le abbiamo lette sui giornali e avevamo ben altre preoccupazioni, ben altre tensioni, ben altre questioni di cui discutere. Certo. Sì, ho visto che c'è qualche ex importante che è andato in Forza Italia e per carità si vede che la fortuna che non ha trovato nella Lega o la fortuna che ha trovato non gli è sembrata sufficiente per colmare le sue ambizioni e gli auguro di trovarlo in Forza Italia, quello che magari in Lega non ha trovato. Vedo che si parlava anche di altre persone che hanno smentito, come Nicola Finco, sì, come Silvia Rizzotto, come Federico Caner, quindi trovo più smentite che conferme. Poi se c'è qualcuno che vuole andare in Forza Italia, ma per carità l'ha detto anche il presidente Zaia, non siamo in una caserma, non siamo in un recinto. Se qualcuno ritiene che militando in quel partito l'autonomia arriverà prima, gli interessi del Veneto saranno meglio rappresentati, per carità, nessuno trattiene nessuno vota Lega perché si candida Tizio, Caio, Barbisan, eccetera. Non ci sono neanche i centri per i rimpatri. Diciamo. Non abbiamo i centri per i rimpatri dal nostro partito ad altri. Sono pochissime le figure di primo piano che compromettono il consenso di un partito. E questo era Riccardo Barbisan ieri sera a Focus. Torniamo a Palazzo Balbi con Filippo Fois, al microfono c'è Luca Zaia, sentiamo. Nel quale c'è una permanenza per poi avviare il rimpatrio. Però io ho molti dubbi sul fatto che si possano rimpatriare tanti cittadini, visto e considerato che non si sono mai superati i 3.500-3.800 rimpatri all'anno a fronte di arrivi di 100-200.000 persone. La soluzione non potrebbe proprio essere il CPR, quindi per fare dei rimpatri di massa? Ma i rimpatri si fanno sempre con un mezzo di trasporto, che è l'aereo, e che non è che puoi fare l'aerei di massa, cioè comunque devono essere cadenzati, hanno delle regole, va ricostruita la storia del singolo cittadino, ho capito bene qual è l'identità, perché abbiamo anche questi problemi, e dopodiché si fa il rimpatrio, che deve essere un rimpatrio assistito anche dalle forze dell'ordine. Il governo ci sta parlando dei CPR, capiremo dove andranno, ma il problema è che la gente sta arrivando, il problema CPR è un secondo step. Non è un luogo di accoglienza il CPR, non c'entra niente con la prima accoglienza. Però non c'è stato detto nulla di nuovo, o mi sono persa io qualcosa? Ma no, noi stiamo ospitando oltre 9.000 persone con questo nuovo flusso, è la preoccupazione appunto di utilizzare tutti i locali, tutti i centri che comunemente vengono utilizzati, penso all'ex caserme o altro.
Ovviamente voglio ricordare e sottolineare che non si occupa la Regione di questo. La catena di comando parte dal Ministero degli Interni, passa attraverso i soggetti attuatori che sono i prefetti delle città capoluogo in ogni regione, che poi fra virgolette smistano i diversi migranti nelle diverse province. Non ha notizie di una richiesta di riapertura di caserme, insomma come affrontare questa fase? Non ho nuove notizie, devo dire che non ci sono novità su questo fronte. Questa ondata migratoria cambierà anche gli assetti sociali del Veneto e delle altre regioni italiane, perché? Ma guardi, io sono, penso, uno tra i pochissimi che lo sta sottolineando. Ci stiamo tutti focalizzando sull'ospitalità immediata, ma poi sta cambiando la morfologia della nostra comunità, quindi dovremmo modificare di questo passo i servizi educativi, i servizi sanitari, i servizi sociali, provvedere a molti servizi che sono tipici di una società multietnica. Per carità, ne prendiamo atto, non stiamo qui a dire, però si sappia che è un mondo che sta cambiando e non possiamo mettere all'angolo i cittadini residenti che hanno diritto a risposte. Prima i veneti. Ma prima i veneti, prima tutti coloro che abitano in Veneto. Pensi solo che il Veneto sta dando ospitalità a 550.000 nuovi veneti, migranti che sono qui ormai da anni, che hanno un progetto di vita, hanno messo su famiglia in Veneto, si sono integrati in Veneto, che hanno diritto a delle risposte e fanno parte di quei 5 milioni di veneti. Se ne arrivano ovviamente milioni di persone, vuol dire che quelli che sono qui oggi avranno delle difficoltà ad avere delle risposte. Lei andrà a Roma anche appunto al governo, ve lo chiedo. Riuscite a farla, sì. Certo. Ma tanto era la stessa, mi sa, perché era proprio sulle interlocuzioni col governo, visto che lei andrà anche a Roma. Questa prima risposta ancora non c'è, di fatto non sta agendo da questo punto di vista? No, sul CPR noi non abbiamo al momento informazioni. Ovviamente da anni, ricordo c'era ancora il ministro Maroni che diceva dovremmo fare un CPR per regione, ma ad oggi una convocazione ufficiale dove ci venga detto c'è necessità di un CPR, dateci delle indicazioni, ad oggi non c'è. Sì, ma non ritiene che il governo non stia quindi agendo su questo fronte? Ma guardi, il governo sta facendo l'impossibile sul fronte dell'immigrazione. Ricordiamoci che stiamo davanti a una congiuntura astrale assolutamente negativa. Dall'altro c'è da dire che l'assenza dell'Europa, o meglio non possiamo definire la presenza dell'Europa per una visita a Lampedusa, l'assenza politicamente dell'Europa su questo tema pesa moltissimo ovviamente sugli italiani, perché noi stiamo diventando il ventremole dell'Europa per l'immigrazione. Lei crede alla tesi secondo la quale qualche italiano in Europa sta remando contro l'Italia? Ma guardi, non glielo so dire, io per esperienza so che c'è sempre qualcuno che rema contro. Vabbè, farà fatica per niente. Senta, dopo Pontida la Lega ha ufficializzato un po' il fatto che ci siano due leghe, soprattutto una in Veneto, che non è da... Lega ce n'è una sola e tutti gli altri discorsi non hanno senso, nel senso che noi siamo un partito che è ben definito anche dal punto di vista gerarchico e quindi il segretario è uno, i segretari provinciali sono quelli che sono stati eletti, funziona così in democrazia. Dopo tu puoi condividere o non condividere le idee, ma la Lega è una. Quindi la scelta dei 3 assessori che non sono saliti sul palco significa che non condividevano le idee di chi c'era sopra? Guardi, queste sono tutte, come si può dire, supposizioni che fate voi. Dovreste chiederlo agli assessori, per me sono 3 militanti che sono venuti a Pontida, appunto, e basta. Poi palco o non palco, accade spesso anche negli altri anni che ci siano magari persone che dovevano venire su che restano giù. Io sono stato giù 3 ore nel Prato, poi sono andato su 20 minuti nel palco. Funziona così. È proprio l'autonomia però che divide, perché una parte della Lega anche in Veneto dice non vorremmo sentir parlare del ponte di Messina ma dell'autonomia. Ma guardi, anche qui, allora noi abbiamo un progetto di governo che prevede anche il ponte di Messina, non l'ha portato Luca Zaia del Veneto, l'ha portato qualcun altro, giusto? Ma c'è anche un progetto nel governo che prevede l'autonomia che l'ha portata il Veneto. Nella mia assemblea di condominio, se vai con il 10% di millesimi, il 20 o il 30, torni a casa se pretendi di decidere per tutti, ognuno ha i suoi millesimi. Anche Marine Le Pen però è stata divisiva come presenza. Guardi, io ricordo solo che ho visto anche su quel palco D'Alema. Pontida è aperta a tutti, anzi potremmo fare l'appello, se qualcuno vuole venire a dire la sua Pontida, a 100.000 persone alle quali può spiegare le sue ragioni, magari contro l'autonomia. Teatro Stabile del Veneto, cosa cambia oggi per questa istituzione? Una grande giornata perché da associazione diventiamo fondazione, questo ci permette di essere degli interlocutori ancora più proattivi rispetto ai territori, è un teatro che si merita questa trasformazione perché è cresciuto negli anni, basti pensare che si passeranno i 4.000 abbonamenti, siamo già un più 30% quest'anno, è un teatro diffuso sul territorio, è un teatro che ha una grande programmazione, è un teatro che è anche un grande datore di lavoro, più di 22.000 ore lavorate
È un teatro, oggi Teatro Stabile del Veneto, che gestisce 4 teatri e non è poco. Insomma, questo era il presidente Zaia in diretta, avete sentito, ha toccato tantissimi temi, l'autonomia, i migranti, il travaglio all'interno della Lega. Sull'immigrazione sentiamo cosa ha detto ieri ai nostri microfoni il senatore di Fratelli d'Italia Luca De Carlo. Luca De Carlo, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, senatore del partito meloniano. Senta De Carlo, partiamo già dalla questione migranti. Oggi il governo ha approvato delle misure sui CPR, i centri per il rimpatrio. Ce ne sarà uno anche in Veneto, si sa già dove? No, non si sa già dove, è oggetto di valutazione naturalmente. I criteri saranno quelli della facile accessibilità, del contenimento facile, cioè della facilità di poter controllare, e soprattutto del fatto che siano zone poco abitate, quindi per non creare disagi alla popolazione, ma ancora nulla di deciso, nulla di confermato. Quindi se le faccio qualche nome: caserma Serena di Casier, caserma di Oderzo, Cona. Credo che siano località che hanno già dato sotto questo aspetto e che abbiano già pagato un prezzo altissimo durante la precedente gestione dei migranti, quindi credo che al netto di quale sarà il posto che lo accoglierà noi dovremo lavorare perché non partano e non arrivino, e questo è un tema fondamentale, e l'aver visto Ursula von der Leyen rendersi conto delle condizioni in cui versa l'Europa, non l'Italia, che l'Italia oggi è lasciata sola a difendere i confini dell'Europa. Noi dobbiamo evitare le partenze con quello che abbiamo sempre detto e che i nostri cittadini ci richiamano sempre, e cioè il blocco navale europeo. Noi con le nazioni europee e con l'accordo con le nazioni africane dobbiamo bloccare gli scaffisti. Questa è la regola numero 1. Per troppo tempo gli scaffisti sono stati tollerati, con noi tolleranza zero, come direbbe il buon Gentilini. Senta, a proposito di Treviso, quindi lei rassicura sul fatto che non sarà nemmeno la caserma Serena? Io non posso rassicurare nulla perché sono valutazioni che aspettano al governo. Sinceramente credo che la caserma Serena non rientri in quella casistica area poco popolata. Sempre a Treviso oggi Mario Conte, il sindaco, ha sottolineato il nodo dei minori stranieri non accompagnati. Dice la situazione è sempre peggio. Quello è gravissimo perché quelli siamo obbligati, lo dico da sindaco, ad intervenire, e lì bisogna avere le risorse per poterlo fare, ma tutto nasce a monte. Cioè noi dobbiamo ricreare le condizioni per cui, e per questo il piano Mattei, non partano e soprattutto non siano costretti a partire minori, cioè persone che hanno un'età che non consente loro di essere autonomi. Ecco, le chiedo proprio in 30 secondi, voltando pagina, legge di bilancio. Che legge di bilancio sarà? Sarà una legge di bilancio che fissa cuneo fiscale, famiglia e giovani tra le priorità. Dobbiamo utilizzare la diligenza del buon padre di famiglia. Siamo in difficoltà, è una situazione oggettiva di difficoltà economica, ma bisogna aver chiara quali sono le priorità e qual è la barra dritta da tenere. Dopo una finanziaria come quella dell'anno scorso, nel quale abbiamo dedicato 21 dei 35 miliardi al caro bollette e una parte al cuneo fiscale, dobbiamo trovare le risorse per mantenere quell'abbassamento del cuneo fiscale e, se è possibile, addirittura aumentarlo, e poi intervenire sui sussidi sulle famiglie e sui giovani. Per il Veneto cosa ha in mente Giorgia Meloni? Se ha in mente qualcosa per il Veneto nello specifico? Seconda domanda, l'autonomia è terreno comunque ancora di asprezze, soprattutto tra alleati di governo. Il cuneo fiscale è una misura che andrà a creare un beneficio proprio per il Veneto, in virtù del fatto che tante sono le imprese e ormai da sempre il Veneto è una littorina. Metà del cuneo fiscale infatti è per le imprese e metà per i lavoratori, che si troveranno una busta paga, una media di quasi 100 euro, 98 euro per la precisione. L'autonomia è una battaglia che è nel nostro programma, come lo è il blocco navale, la faremo. Stiamo discutendo con gli alleati la miglior forma per portarla a casa. Io non leggo da vicino tutte quelle diatribe o frizioni che ci sono, anzi io tra l'altro sono un fan del ministro Calderoli, quindi credo che il ministro Calderoli insieme al presidente della Commissione Balboni di Fratelli d'Italia sapranno trovare una quadra per garantire finalmente ai veneti la possibilità di avere maggiori forme di autonomia come da referendum. Una notizia che riguarda l'ex Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, la vediamo su Repubblica, si sono aggravate le sue
condizioni sono state considerate critiche. Ha compiuto 98 anni lo scorso 29 giugno. Nelle ultime ore la situazione si sarebbe ulteriormente complicata. Restiamo ancora sulla questione dei migranti e andiamo a Padova, dove all'aeroporto Allegri sono previsti nuovi arrivi. Ieri a Roma l'assessore sociale di Padova, Margherita Colonnello, ha partecipato alla commissione immigrazione di ANCI e sentiamo com'è andata. Mentre ieri il governo approvava l'ennesimo decreto securitario, contestualmente a Roma si riunivano tantissime sindache, sindaci, assessori e assessore al sociale per commentare gli effetti di questo governo relativamente al tema della migrazione. Mai come in questo momento possiamo dire che chi è a Roma è lontano dai territori. I sindaci hanno tutti la stessa preoccupazione, che è quella da un lato di accogliere in maniera dignitosa le persone che arrivano nel nostro territorio e dall'altro quella di garantire la sicurezza dei cittadini e delle cittadine. Questo non si fa creando grandi hub e grandi centri di rimpatrio, ma al contrario finanziando l'accoglienza diffusa. È per questo che come sindaci di Padova, Verona, Vicenza e Rovigo, attraverso gli assessori e le assessori al sociale competente, abbiamo richiesto al gran voce che il governo finanzi l'accoglienza diffusa chiamata SAI nel nostro paese. Un minuto di pubblicità e poi torniamo con Focus TG e riprendiamo da Monte di Malo, dove sono state organizzate dai cittadini delle ronde contro i furti in abitazione. Troppi furti a Monte di Malo e quindi ieri la decisione del sindaco di convocare un'assemblea pubblica per istituire ronde e il controllo di vicinato. Volevamo, diciamo così, implementare un po' il dialogo con i cittadini e chiedere un impegno particolare agli stessi per riuscire un po' a controllare meglio quello che è il nostro territorio. L'impennata dei furti dell'ultimo mese ha fatto sì che il primo cittadino chiamasse a raccolta i residenti di Monte di Malo preoccupati dal fenomeno. Calcoliamo che rispetto al passato, quando c'erano circa 1 o 2 furti all'anno, in questo periodo qua, nonostante le denunce siano poche, veramente poche, abbiamo un incremento di quasi 11 casi da agosto fino ad adesso. Ieri sera la seconda riunione pubblica per mettere in rete i cittadini, riunione a cui hanno partecipato un centinaio di residenti e i rappresentanti delle forze dell'ordine del territorio. Ritengo che sia importantissimo la prevenzione e soprattutto che la popolazione interagisca per prevenire questo tipo di fenomeni. L'obiettivo, spiega il sindaco, è quello di istituire formalmente i controlli di vicinato secondo i protocolli nazionali già previsti e operativi in altre realtà cittadine. Quello che si chiede ai cittadini è di fare rete con le forze dell'ordine, segnalando in apposite chat la presenza di situazioni sospette. Faremo praticamente una sorta di controllo di vicinato spinto, nel senso che voglio una collaborazione puntuale da parte della cittadinanza. Andremo a settorializzare il territorio e a controllarlo nei vari punti in maniera tale che ci sia praticamente una verifica da parte delle persone che lo vivono e che quindi capiscono immediatamente se ci sono delle persone sospette o delle persone che praticamente non sono adite a frequentare quel tipo di territorio e dunque segnalare direttamente poi le forze dell'ordine. Morfologia del territorio che non aiuta, vasto e disarticolato in numerose frazioni. La caratteristica di questo territorio è di essere vastissimo e di avere circa 90 contrade sparse nel territorio, di essere scarsamente popolato ma molto vasto per estensione. Tra gli obiettivi dichiarati dal sindaco anche quello di potenziare la videosorveglianza, tema chiesto e ribadito dai cittadini. Magari l'illuminazione, una telecamera, qualcosina, sì, questo ci farebbe sentire più tranquilli, forse sì. Servizio di Luisa Bertini, restiamo nel Vicentino dove la Guardia di Finanza ha scoperto una impresa sconosciuta al fisco che cedeva crediti a società secondarie, un'inchiesta che è partita da Avellino.
Bonus edilizi, maxi operazione della Guardia di Finanza di Avellino. Sono stati eseguiti 2 decreti di sequestro preventivo per 3,5 milioni di euro di crediti d'imposta fittizi. L'indagine ha permesso di ricostruire e identificare una rete che avrebbe inviato all'Agenzia delle Entrate un elevatissimo numero di comunicazioni telematiche di cessione di crediti d'imposta connessi a lavori edilizi mai effettuati. Ci sarebbero poi stati dei fattori di rischio perché i beneficiari di queste cessioni, in alcuni casi, avrebbero avuto precedenti penali e in molti casi sarebbero stati percettori di reddito di cittadinanza. 30 persone denunciate, quasi tutte in Campania, ma a essere coinvolte sono anche diverse società, di cui una cartiera che, secondo gli investigatori, avrebbe avuto il ruolo di collettore di crediti fittizi. L'azienda, con sede nel Vicentino, amministrata nel tempo da diversi prestanome, avrebbe agito per ottenere indebitamente bonus edilizi, documentando, nei confronti dei 30 contribuenti individuati, l'esecuzione di lavori edili mai realizzati con fatture per operazioni inesistenti. La stessa società aveva poi provveduto a cedere parte dei crediti ad altre società con sedi in tutta Italia. È un fatto gravissimo quello che è avvenuto ieri a Pieve di Soligo, un uomo che è stato trascinato dall'auto dei ladri dopo averli rincorsi. A raccontare la sua esperienza è proprio la vittima, un giovane padre di Soligo. Sono avvenuti questi fatti in un cantiere che viene sempre preso di mira dai ladri. Era il secondo furto in una settimana. Io ho cercato di bloccarlo, lui aveva il finestrino aperto, quindi sono riuscito a inserire il braccio con l'intenzione di bloccarli sperando non partissero. Loro invece hanno comunque messo in movimento l'auto, tra l'altro in senso opposto a quello di marcia, perché questo qui è un senso unico, anche sono partiti nella direzione del centro di Pieve e io ho lasciato subito la presa per non farmi troppo male. Botta al ginocchio, un polso un po' dolorante. È stato trascinato da una Dacia bianca per alcuni metri Alessandro De Coppi, giovane papà di Soligo che sabato mattina stava lavorando in questo cantiere di Pieve tra via Mussa Alta e via Carlo Conte. Sono da poco passate le 10 quando Alessandro vede un uomo armeggiare nel piccolo container adibito a spogliatoio dove il solighese custodiva il suo portafogli. Lì ho capito, ho realizzato che qualcosa non andava. Lui mi ha visto, ha iniziato a aumentare il passo, io ho corso, l'ho inseguito. Qui fuori c'era un'auto che lo stava aspettando, lui è riuscito a salire, io l'ho raggiunto. Seguono attimi concitati quando Alessandro molla la presa, la prontezza di chiamare subito i carabinieri di Vittorio Veneto e dare loro la targa. Questione di poco, i militari riescono a rintracciare la Dacia in un vigneto zona Conegliano. Oltre al ladro, un 53enne di Farra di Soligo con precedenti, c'è anche la complice conducente, una donna 43enne coneglianese. Si stavano preparando una siringa per assumere dello stupefacente. Nell'abitacolo vengono recuperati la Poste Pay e del contante, non il portafogli di cui si erano sbarazzati in zona Refrontolo. Sono stato fortunato perché ho recuperato il portafoglio grazie a dei ciclisti che, passando dalle parti delle Mire, Tripolitania, quella zona lì, lo hanno trovato per terra, lo hanno consegnato a un'osteria che c'è lì a Corbanese. I 2 malviventi si trovano ora ai domiciliari con l'accusa di rapina impropria, mentre De Coppi è già tornato al lavoro. Ringrazia i carabinieri per la tempestività, ma racconta un altro fatto. Hai mai subito furti? Questa settimana, martedì, in un altro cantiere che ho a Conegliano. Cosa è successo? Ci hanno portato via un'attrezzatura e del materiale che avevamo lì, quindi niente, dai, si è conclusa così una settimana non proprio delle migliori, dai. Servizio di Christian Arboit, diamo un'occhiata alla prima pagina del Piccolo di Trieste, il quotidiano di Trieste. Vedete la notizia che campeggia è quella della violenza sulle donne. È stato applicato ad un 26enne il primo braccialetto elettronico, è stato installato alla caviglia di un uomo che maltrattava la madre. Il questore Ostuni ha detto un controllo più diretto attraverso questa tecnologia. Stiamo a Trieste perché è morto a soli 56 anni un campione di bodybuilding, Andrea Tedeschi, un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo. A tracciare il suo ricordo Ricky
Ramazzina, imprenditore bodybuilder che ha condiviso un lungo percorso sportivo assieme alla vittima. Se c'è un appassionato vero di bodybuilding, il nostro bodybuilding, questo che ricercava le misure, la forza, Andrea è sicuramente un capostipite di questa attività. Si è accasciato per un malore improvviso mentre passeggiava sul lungomare di Cefalù, in Sicilia. Così è morto a soli 56 anni il campione triestino di bodybuilding Andrea Tedeschi. Soprannominato Bulldozer, Andrea ha praticato l'attività sportiva per anni a livello internazionale. Ricky Ramazzina, imprenditore e campione di bodybuilding, lo conosceva molto bene. Andrea Tedeschi e Mauro Sassi sono partiti un paio d'anni prima di me e abbiamo fatto un percorso agonistico assieme. Abbiamo collaborato, Andrea ha anche lavorato per le nostre palestre, abbiamo fatto un percorso di vita assieme. Tedeschi era un atleta molto stimato nel suo settore, sempre alla caccia di nuove sfide. Era un atleta fortissimo, fin in giovane età si allenava con carichi enormi, già a 18 anni aveva dei volumi spaventosi ed era un vero appassionato. E la mia amicizia e conoscenza è importante, però lui si è allenato molto anche con Mauro Sassi. Andrea Tedeschi si era spostato da Trieste a Cefalù, dove si era affermato anche come personal trainer. Lui è andato per amore, ha sposato una ragazza di Palermo con cui ha una figlia grande, molto brava, che lavora nel settore della fotografia, credo a Milano. È rimasto poi, come tutte le coppie, poi nel tempo si sono un po' persi, però è rimasto in Sicilia e aveva una sua attività, una sua palestra. Intervista del nostro Gianluca Paladin a Tele4, la nostra redazione triestina. Intervento dei Vigili del Fuoco questa notte intorno all'1 per un'auto che era finita in un fosso adiacente la strada statale 13 Pontebana in territorio comunale di Spresiano, qui siamo nel Trevigiano. L'incidente ha causato il ferimento di 3 persone. Al lavoro la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento aeroportuale di Treviso che ha messo in sicurezza l'auto e prestato assistenza ai 3 feriti usciti autonomamente dall'auto e presi poi in cura dal personale sanitario del SUAN 118. I carabinieri hanno poi deviato il traffico ed effettuato i rilievi dell'incidente. L'intervento dei Vigili del Fuoco per la bonifica dell'area si è concluso alle 3 del mattino. L'allarme di furti in corso e siamo sempre nel Trevigiano, attenzione alla truffa dei falsi investimenti. Il meccanismo è ben articolato ma c'è chi ha perso fino a 25.000 euro e bisogna davvero fare molta attenzione soprattutto alle truffe online. In un caso specifico mi ha fatto male il cuore perché ho visto una persona totalmente distrutta perché ha perso tutto. Siamo sui 25.000 euro che sai, per noi comuni mortali è tantissimo e tutto. Sono almeno una decina i cittadini che si sono rivolti all'associazione Furti in Corso dopo essere caduti vittima della truffa dei falsi investimenti. Si va dal caso di un 65enne che ha perso tutto quello che aveva, circa 25.000 euro, a chi ne ha persi 10.000, a chi ha capito per tempo di essere stato raggirato. Ad ingannare è il meccanismo ben strutturato che solitamente ha origine da applicazioni o da annunci sui social. Si parte investendo una cifra iniziale, dopo un paio di mesi arrivano in conto corrente creato appositamente i primi soldi. Una cifra magari raddoppiata, quindi un piccolo investimento, faccio un esempio di 2.000 euro, mi arrivano 4.000 dopo 3 mesi. A quel punto io sono certo e sicuro che, visto che mi hanno fatto un bonifico, sono arrivati i soldi, vuol dire che sono persone per bene e poi mi stanno dietro, a quel punto investo i miei risparmi e lì si scatena il disastro. La truffa si protrae nei mesi, al malcapitato viene spiegato che non è tempo di disinvestire, poi arriva il momento di riscuotere i soldi e a quel punto vengono chiesti ulteriori 1.000-2.000 euro per sbloccarli. A quel punto subentra nella persona l'ansia di dire allora lo faccio perché sennò rischio di perdere tutto e quindi butto anche gli ultimi soldi proprio che ho nel conto corrente o nel portafoglio e lì poi spariscono definitivamente. Furti in corso anche attraverso un videomessaggio sulla pagina Facebook ha aiutato diversi cittadini ad evitare il peggio con perdite che si sono fermate a 2-3 mila euro. Il consiglio è di affidarsi a strutture o professionisti qualificati e affidabili. Se mi chiamano dall'estero, l'accento non è italiano, non ho idea di chi sia questa persona, numeri WhatsApp esteri, c'è qualcosa che non va.
Servizio di Francesca Bozza, vediamo una notizia dal Gazzettino, arrivata poco fa, un dosso preso a velocità sostenuta, è accaduto a Belluno, feriti i bimbi nello scuola bus. Mio figlio, ha detto uno dei genitori, è finito al pronto soccorso. Ieri sciopero del trasporto pubblico, anche a Padova, gli autisti hanno incrociato le braccia, ADL Cobas chiede chiarezza sulla gestione del servizio da parte di Bus Italia, incontro con il presidente della provincia. Adesione alta anche a Padova per la giornata di sciopero nazionale del trasporto pubblico. In città hanno aderito le sigle sindacali di ADL Cobas e SGB con il 70% degli autisti. A Padova è stata l'occasione per un sit-in davanti alla sede di Bus Italia in via Rismondo e poi sotto la sede della provincia, dove i rappresentanti sindacali hanno incontrato il presidente Sergio Giordani e la consigliera regionale Elisa Venturini. In primo piano la gestione del trasporto da parte di Bus Italia Veneto, la carenza di personale e gli stipendi bassi. Di positivo c'è la volontà da parte di Giordani, e tra l'altro c'era anche la consigliera regionale Venturini, di affrontare la questione e di discuterne con i lavoratori. Questo è sicuramente positivo, visto che invece da parte di Bus Italia c'è un netto rifiuto di confrontarsi con i lavoratori e sentire quali sono i problemi che hanno. Dopodiché bisogna vedere che cosa succederà, però perché l'ente di governo, cioè il comune e la provincia, stanno aspettando gli esiti di queste diligence che hanno commissionato esternamente per vedere se quello che dice Bus Italia è vero o no. Giordani conferma il suo impegno per risolvere la situazione. Sotto la lente di ingrandimento il bilancio di Bus Italia. Stiamo cercando assieme a Bus Italia, assieme come provincia e come comune e come regione, perché abbiamo incontrato sia il vicepresidente Alberti sia il presidente Zaia, trovare una soluzione, cosa non facile. Anche perché, come dichiarato da Bus Italia, perdere molti soldi ogni mese diventa difficilissimo. Adesso stiamo verificando assieme a Bus Italia, facendo una due diligence, controllando un attimo i conti per capire se c'è qualche soluzione. Posso solo dire mi impegno, io come ente di governo, ma io vuol dire comune, vuol dire provincia, per cercare di risolvere tutti assieme il problema. Cosa complicata, ma ne va del trasporto pubblico, della qualità dell'aria. E questo era il sindaco di Padova Sergio Giordani. A Venezia parte la mobilitazione dei residenti contro la chiusura di Campo Santa Maria Formosa a Castello di una edicola. Sabato una manifestazione con appello al comune. 2 anni senza attività e la licenza dell'edicola di Santa Maria Formosa è scaduta. Una vicenda complessa per cui Licia Dalbon si trova oggi non solo senza l'introito della vendita, ma anche con a carico i costi di abbattimento. Attorno a lei e all'edicola però sta crescendo un movimento di residenti che sabato mattina manifesterà per chiedere al comune un epilogo diverso della vicenda. Mi piacerebbe tantissimo, come avevo chiesto fin dall'inizio, che ci fosse un erede, anche 2, perché qua ci sta benissimo una coppia di persone. Si può venire tranquillamente alle 7 di mattina e servire la popolazione e stare qui a godersi quel poco di Venezia ancora di buono che c'è. Ci sono attività che finiscono con ricoprire un ruolo più ampio di quello per cui erano nate. Per anni, ad esempio, Licia Dalbon non ha semplicemente gestito un'edicola a Santa Maria Formosa, ma un punto di riferimento per la comunità. Penso che era un posto veramente era e potrebbe essere di nuovo un posto di aggregazione, di comunità. Abbiamo fatto su firme per tantissime cose. Qui diciamo che c'è ancora la vecchia Venezia qui. Attorno a questa edicola oggi ci sono 4 alberghi, ci sono bed and breakfast e affittanze turistiche, ma c'è anche una comunità viva e la sua storia. La chiesa che si iniziò a costruire nell'anno della scoperta dell'America, la casa di Leone Graziani, triunviro con Daniele Manin durante la rivoluzione anti-austriaca del 1848 e quella di Sebastiano Venier, futuro doge e tra i protagonisti della vittoria di Lepanto del 1571. Se questa edicola invece diventasse qualcosa, sopravvivesse, ma vendendo altro? Allora, una casba no, assolutamente, perché anch'io quando io avevo l'edicola sono sempre stata un'edicola pura, semplice, quotidiani, libri, riviste, tutto ciò che può essere attorno all'editoria, ma altre cose no, servizi magari sì alla popolazione, anche biglietti alle Laguna, biglietti CTV, ma niente di estremo.
In effetti, Servizio di Filippo Fois, molte altre edicole a Venezia, poi non è che ce ne siano mai state moltissime, poi sono state trasformate per la causa della crisi dell'editoria in altro, quindi vendono vetri, souvenir, bandiere di San Marco, eccetera. E restiamo a Venezia perché nel 2027 le navi da crociera torneranno ad approdare alla Marittima e l'autorità portuale ha annunciato il bando per lo scavo del canale Vittorio Emanuele III, e scavare un canale nella laguna vuol dire portare dentro altra acqua e quindi indebolire ulteriormente quello che è l'equilibrio della laguna stessa. Una decisione che potrebbe, che rinfocolerà sicuramente le polemiche. La prima nave che tornerà alla Marittima, questo ve lo terrete per i prossimi anni per vedere se era vero, comunque sarà verosimilmente prevista per la stagione 2027 attraverso il canale Vittorio Emanuele, quindi primavera 2027. Nel pacchetto di novità presentate dall'autorità portuale di Venezia c'è un nuovo sito in laguna per i sedimenti che arrivano dallo scavo dei canali e interventi per attenuare l'impatto idrodinamico della navigazione lungo il canale Malamocco-Marghera. Ma è estremamente probabile che a far parlare in città sarà il bando per lo scavo del canale Vittorio Emanuele III, che tra pochi anni riporterà le navi da crociera alla Marittima. Presidente, lei si aspetta delle polemiche per questo annuncio del Vittorio Emanuele? Sa che c'è una parte della città che dirà ecco, le grandi navi erano uscite dalla porta, adesso rientrano dalla finestra, quel canale non bisogna scavarlo perché si compromette l'equilibrio della laguna. Assolutamente no, credo che non ci sarà alcun tipo di polemica. No, io vorrei che ci fosse il confronto, sento sempre diciamo con interesse osservazioni delle varie associazioni dicendo che non vengono ricevute dal Presidente. Questo non corrisponde al vero, chi vuole confrontarsi però su basi scientifiche. Ricordando come nell'epoca di maggiore espansione i croceristi rappresentassero solo il 2,5% dei turisti a Venezia, Di Blasio rivendica il ruolo del porto come primo artefice della transizione green in laguna, compresa la tutela del bacino di San Marco e del canale della Giudecca, dichiarati monumento nazionale. Certo è che l'annuncio dello scavo del Vittorio Emanuele III arriva a pochi giorni dall'ennesimo scampato pericolo di Venezia nella lista nera UNESCO, nel quale aveva giocato un ruolo proprio l'allontanamento delle navi. Noi sono navi comunque più piccole, sono navi che entrano con tutta una serie di regole sulla velocità, sulla manovra, e quindi rimane il progetto previsto dalla norma di spostare un settore economico che dà lavoro a un sacco di gente. Le proteste non lo so, non le governo, ma sicuramente noi siamo aperti al confronto. Un altro minuto di pubblicità e poi torniamo di nuovo con voi e Focus TG. Nelle farmacie sono in aumento le richieste di test anti-Covid, mentre i farmacisti si preparano alla giornata mondiale del cuore. Il 29 settembre ci saranno degli screening gratuiti per prevenire malattie cardiovascolari. Sentiamo Francesca Bozza. Abbiamo riscontrato un maggiore aumento sia di richieste di tamponi eseguiti qui da noi professionisti in farmacia, sia di quelli fai da te. Il Covid rialza la testa, lo dicono i dati rilevati nelle ULSS, lo dicono le richieste di tamponi nelle farmacie. Dopo un'estate che ha visto un azzeramento dei test nelle ultime settimane, complice il rientro dalle vacanze o contatti a rischio, i numeri sono in aumento. I numeri non sono, per carità, dal punto di vista generale molto elevati, ma sicuramente molto cresciuti rispetto a quello che erano gli ultimi mesi. Non siamo neanche paragonabili ai mesi della pandemia, siamo su dei mesi bassi nel momento in cui il Covid c'era. Le farmacie sono pronte, in caso venga loro richiesto, ad affiancare medici di base e ULSS nella somministrazione del vaccino aggiornato anti-Covid. Intanto da metà ottobre saranno in prima linea per l'antinfluenzale. Ma prima di questo appuntamento, Farmacie Unite, in occasione della giornata mondiale del cuore, in programma il 29 settembre, proporrà screening gratuiti con la misurazione della pressione, della glicemia e del profilo lipidico. Tutti i valori che ci danno la possibilità di capire un quadro generale a livello cardiovascolare. Verrà poi redatto un diario dove verranno appuntati i valori misurati e forniti consigli su stili di vita e alimentazione da osservare per evitare malattie cardiovascolari. Per poi avere uno strumento da
avere per in mano per il paziente, da condividere con il proprio medico, per capire se vanno attuate delle procedure per migliorare il proprio stato di salute, o se in questo momento il rischio cardiovascolare da qui ai prossimi anni è da considerarsi basso. E sono anche molto importanti i test per la prevenzione dei tumori, alla via un progetto pilota dell'ULSS 4. La novità fondamentale di questo screening è che la provetta per il campione arriverà direttamente a casa, quindi questo è, diciamo, un'evoluzione rispetto alla modalità sempre utilizzata recentemente, che è quella in cui la provetta doveva essere ritirata nelle farmacie che aderivano al progetto. L'ULSS 4 Veneto Orientale è stata scelta da Azienda Zero per un progetto pilota che intende ampliare le adesioni al programma di screening per la prevenzione dei tumori del colon e del retto mediante il test del sangue occulto nelle feci. Nel 2021, per esempio, facendo nel programma dello screening colon retto, hanno aderito il 56% delle persone, hanno quindi eseguito il test di circa 17.000 persone e abbiamo potuto così scoprire 137 adenomi, cioè forme precancerose, e 13 tumori già in essere. Il progetto sperimentale avviato all'ULSS 4 prevede il test da casa nei comuni di Cavallino Treporti, Jesolo, Caorle, San Michele al Tagliamento e San Stino di Livenza. Arriverà questa busta che vedete un po' particolare, che conterrà l'invito consueto e conterrà anche questa bustina verde all'interno della quale si trova la provetta. In caso di test positivo si verrà contattati per effettuare un'indagine approfondita tramite endoscopia o colonscopia. Noi stiamo adottando un pratico ed efficace protocollo di sedoanalgesia, che vuol dire sedazione più analgesico, che dà il massimo del comfort con il minimo degli effetti collaterali. Quindi tutti possono sottoporsi alla colonscopia di screening in particolare, in sicurezza e in comfort. Anche per la mafia, contro la mafia si può fare prevenzione, e a Silea è in atto il presidio di Libera di Don Ciotti. Sentiamo Edi Caliman. Sono presenti, sono vivi il problema delle mafie. Ce lo ricorda anche il procuratore della direzione distrettuale di questo ampio territorio, che dice con chiarezza che c'è una presenza criminale non indifferente, ma che denuncia anche in modo corretto, attento, puntuale, l'insufficienza di un ruolo della società civile. Legalità, giustizia, libertà e responsabilità sono i temi affrontati nel lungo discorso tenuto ai ragazzi di terza media e ai cittadini di Silea all'auditorium parrocchiale per la nascita del Presidio di Libera, associazione di promozione sociale contro le mafie. Presidio che nasce grazie alla stretta sinergia che lega il comune e l'istituto comprensivo, a pochi giorni dal sequestro di ben 58 kg di droga proprio nel comune di Silea. I fatti di cronaca che ci hanno colpito con questo rinvenimento di una base logistica della droga proprio qui a Silea ci dicono che dobbiamo lavorare fortemente, quindi questo patto di presidio che è suggellato nel migliore dei modi con la presenza di Don Luigi Ciotti, che è un testimone di vita della lotta alla criminalità, alle mafie, ci dice che è davvero importante lavorare anche con l'attenzione e la responsabilità di tutti i cittadini. Educazione alla legalità che nel comune inizia già dai primi anni delle scuole. Abbiamo costruito questo percorso con un gruppo di cittadini, era un obiettivo che l'amministrazione si era data, quella di aumentare la consapevolezza sul fenomeno mafioso. Libera, i presidi di Libera hanno questo compito territoriale, per cui il fatto di aver raggiunto l'obiettivo, che in realtà non è una tappa di arrivo ma un punto di partenza, ci rende particolarmente orgogliosi. Secondo noi la democrazia è un po' a rischio. Non è data per scontata e va difesa ogni giorno, e quindi sviluppare un profondo senso di appartenenza allo Stato da parte di tutti i cittadini è il primo passo per poter costruire educazione alla legalità permanente. Democrazia e legalità che, come ricorda Don Ciotti, sono sancite già dalla Costituzione. Abbiamo un testo importante che deve essere però vissuto, tradotto nella concretezza, che è la Costituzione italiana. Io dico che sempre il primo vero testo antimafia venisse applicato fino in fondo, perché lì ci sono le regole, i paletti,
le strade, i percorsi per affrontare tutti questi mali, per affermare la positività dei nostri percorsi. E il ruolo dello sport è fondamentale, no? Per costruire, irrobustire i giovani che spesso sono vittime di violenza e di organizzazioni malavitose. Vediamo cosa si sta facendo su questo a Treviso, collaborazione tra realtà economiche e Treviso Basket. Vediamo. La centralissima Loggia dei Cavalieri ha fatto da sfondo alla presentazione della partnership tra le realtà economiche del territorio e Treviso Basket, con riferimento in particolare alle attività dedicate al settore giovanile. Sostegno a 360 gradi dell'attività rivolta a giovani e famiglie del club bianco-celeste, che dal mini basket all'Under 19 conta 250 atleti, ma intorno al quale orbitano, grazie alle collaborazioni instaurate con le società di capoluogo e provincia, un altro migliaio di ragazzi. Condividiamo la passione per lo sport, per il basket, la dedizione all'eccellenza, allo spirito di sacrificio, al territorio, ma soprattutto condividiamo la volontà di vedere i nostri giovani talenti crescere e brillare. Da questo matrimonio, io sono sicuro, e ne vedo qualcuno là, deve essere molto attento a quello che dico, io sogno che un giorno voi siate protagonisti nella nazionale, della nostra nazionale italiana. Ed è importante che, visto l'investimento si fa sul settore giovanile, questo possa avvenire a Treviso come avveniva in passato. Bambini e ragazzi linfa dello sport, ma avere dei sostenitori per portare avanti i progetti che li riguardano è cruciale. Sono fondamentali per il nostro territorio, noi ci crediamo, per trasmettere valori, per trasmettere tutta una serie di caratteristiche atte a formare delle persone. Noi abbiamo avuto la fortuna nella nostra crescita di attirare le attenzioni di tante aziende che sono estremamente importanti a livello economico. Dietro hanno comunque degli imprenditori che credono nella nostra attività, credono al sociale, credono che lo sport faccia bene per far crescere le persone in maniera qualitativa. Ci stiamo divertendo, adesso abbiamo queste ultime partite amichevoli per finire il cerchio, diciamo, del pre-stagione e poi inizia la stagione e il divertimento, quindi vi aspettiamo al Pala Verde e sono sicuro che possiamo far bene. Attività sportiva che non è fine a se stessa, ma che educa e forma i ragazzi anche nella vita, da qui la finalità più strettamente sociale della missione di società e sponsor. Se tutti i progetti sportivi che ci vengono sottoposti hanno alla base un supporto al mondo giovanile, ma sto parlando di tutte le discipline, non necessariamente del basket, quello è il nostro obiettivo. Servizio in linea Paronetto ed è tutto, grazie molte a Renato Capoi e a Italo Morao in regia e stasera vi ricordo l'appuntamento con Focus alle 21 alle 21:15. Buona giornata.